Benvenuti su Basilico Channel. Oggi facciamo un turrone, il croccante di mandorle siciliano. Io sono Chef Granvi, benvenuti sul mio canale. Abbiamo tutto pronto ed ecco gli ingredienti. Per fare il torrone croccante alla siciliana useremo 300 g di mandorle, 250 g di zucchero, andremo a mettere un cucchiaio di miele, circa 50 g, poi useremo questo limone usando la buccia per aromatizzare e anche un pizzico di cannella. Così è tutto pronto. Vediamo questa ricetta nel modo più semplice con i segreti della nonna, un ottimo risultato che non vedo l'ora di mostrarvi. Iniziamo mettendo in pentola lo zucchero in modo che si possa sciogliere. Bene, così siamo ai fuochi, vedete? Qui abbiamo questa pentola, andiamo a mettere a fiamma abbastanza bassa e aggiungiamo tutto lo zucchero. Non dobbiamo mettere né acqua, niente, solo lo zucchero e dobbiamo aspettare che incomincia a sciogliere. Quindi lavoriamo a fiamma bassa, dopo mettiamo le mandorle e dopo andiamo a mettere sia il miele che gli altri aromi. Quindi aspettiamo per qualche minuto il tempo che lo zucchero incomincia a fluidificare. Bene, vedete, così abbiamo il tempo per andare a fare la buccia di limone. Ho perso parte del video, ho grattato la buccia di questo limone e qui abbiamo il risultato, che è questa scorzetta di limone che andremo poi a mettere alla fine. Adesso lo zucchero incomincia a sciogliersi, quindi è il momento anche di mescolare, ma prima di passare qui aggiungiamo anche un bel pizzico di cannella, anche questa siciliana, nostrana, e possiamo passare ai fuochi per vedere come lavorare lo zucchero. Bene, vedete, la fiamma è bassa, così lo zucchero incomincia a caramellizzare. Questo dolce è un dolce che in Sicilia viene fatto tutti gli anni, viene fatto anche col sesamo e generalmente viene fatto nel periodo invernale. Ho visto che molti di voi lo cercano e ci sono poche realizzazioni su YouTube e quindi ho deciso di realizzarlo. Questa è la ricetta proprio della nonna spiegata dalla mamma, quindi dovrebbe funzionare del tutto, ma sono sicuro che avrà un'ottima riuscita. Quindi mi raccomando, la fiamma deve essere lenta e dobbiamo aspettare, e dopo vi spiego anche qual è il metodo per capire quando è pronto o no. C'è un trucco, e questo forse è qualcosa di famiglia o qualcosa che sanno solo chi è più anziano. Ok, aspettiamo un altro po' che lo zucchero si scioglie. Vedete? Siamo qui ancora, lo zucchero sta incominciando a sciogliersi. Dobbiamo aspettare che deve essere ancora più liquido e dobbiamo fare in questo modo, in modo che nei bordi non perdiamo parte dello zucchero, proprio perché ci serve, altrimenti potrà venire troppo morbido. E da questo punto mettiamo il miele. Vi consiglio di usare dei cucchiai di acciaio, evitare palettine di plastica, perché se non sono, diciamo, originali potete anche avere difficoltà. Vedete a questo punto il miele anche siciliano, miele fior d'arance, è il migliore miele che si può usare per fare questa ricetta. E proprio aiuta anche lo zucchero ad avere la giusta consistenza. Ci sono anche chi non usa il miele, ma io lo gradisco col miele, il croccante. Questo in Sicilia viene chiamato solo torrone di mandorle, e purtroppo è qualcosa che i giovani non amano più tanto come una volta, e forse una delle tradizioni più apprezzata dagli stranieri, dai turisti che vengono in Sicilia. Vedete, a questo punto andiamo a mettere tutte le mandorle così in un bottolo e adesso dobbiamo farlo cuocere ancora a fiamma lenta. Serviranno ancora qualche altro minuto. Mettiamo anche
la buccia di limone, la cannella. Non potete immaginare che profumo squisito c'è di mandorle e di aromi. E adesso abbassiamo ancora di più la fiamma, proprio quasi dovrà essere spenta, e dobbiamo aspettare. Non è finito, bisogna aspettare alcuni minuti ancora fino a che andremo a fare la prova del 9 in questo piattino. Adesso mettiamo dell'acqua e vi spiego come sarà effettuata la prova per capire se è cotto o no. Praticamente in questo piattino mettiamo dell'acqua E quindi dovrà lo zucchero non attaccarsi nel fondo, non potrà galleggiare ma si staccherà dalla base. Andiamo a fare un po' di queste mandorle, le metteremo dentro l'acqua. Se scendono vuol dire che non è pronto, se invece rimangono a galla vuol dire che... Vedete, così ci siamo. Ancora lo stiamo facendo cuocere. Andiamo a fare una prova. Come vi dicevo, in questo piattino mettiamo un po' di questo zucchero. Riuscire a prenderlo prima, scoliamo bene, mettiamone un po', vediamo se galleggia. Vedete, ancora no, e nella profondità le mandorle rimangono, quindi ancora aspettiamo. Dobbiamo aspettare, ci vuole qualche minuto, penso dai 6 ai 7 minuti, in modo che anche le mandorle un po' si tostano e aumenta anche la possibilità di poterlo lavorare meglio quando non lo dobbiamo andare a stendere adesso in questo tagliere. Lo usiamo qui in questo tagliere di legno, io leggermente l'ho solo un po' oliato ed è ottimo. Si può usare anche un piano di marmo, qualcosa che solitamente usate magari per fare la pasta. Ovviamente non usate un piano normale di cucina perché lo potete rovinare, anche perché dopo dobbiamo tagliarlo e potete graffiare il piano di cucina. Bene, aspettiamo ancora un po'. Così vedete, ci siamo. Adesso è passato ancora qualche altro minuto. Andiamo a fare di nuovo la prova, se possiamo capire se è pronto o no. Lo zucchero comincia a prendere più consistenza, ma dobbiamo aspettare. Ecco qui, aspetta ancora. Andiamo adesso. Vedete, incomincia già. Ecco, vedete? Comincia a galleggiare un po' di zucchero. Questo è un buon segno. Siamo vicini già. Aspettiamo giusto qualche altro secondo. Voi non potete vederlo da lì, ma già si intravede lo zucchero che incomincia a sollevarsi, diciamo, ad avere la caratteristica che, come vi dicevo, dovrà galleggiare. Non si attacca, ecco, questa è la cosa. Ecco l'ultima prova. Anche se non galleggia, l'importante è che quando va nell'acqua non si dovrà attaccare al fondo. Adesso lo andiamo a prendere, vedete? Questa si toglie, questi qua invece sono attaccati nel fondo del piatto. Quindi è importante che anche se non galleggiano dovranno rimanere staccati dal fondo, e questo è un ottimo segno che il nostro torrone è pronto. Magari dopo ve lo spiego meglio questo principio. Adesso è il momento di andarlo a stendere. Ebbene, così ci siete. Spero che potete vedere al meglio come adesso lo vado a stendere. Così è pronto. Ma certo che il video va. Lo metto su questo piano, vedete, così. Devo essere veloce e prendere subito tutto quello che serve.
altrimenti si rovina. Adesso prendo questo coltello, lo vado a stendere, vedete, così. Adesso c'è un odore squisitissimo proprio di mandorle, bisogna spegnerle subito, non aiutarsi con questo cucchiaio. Adesso andiamo a stenderlo un po'. Lo spessore dovrà essere quella solo delle mandorle, le lati andiamo a fare così. Vedete? Dobbiamo sbatterlo un po'. E adesso è già raffreddare, quindi anche con le mani, mi raccomando. State però attenti a non bruciarvi perché è incandescente. Bene, vedete, così siamo a questo punto. Abbiamo aspettato circa una ventina di minuti così per farlo raffreddare, vedete. Adesso lo tiriamo un po' verso dentro, da capire se possiamo già tagliarlo. È rimasto abbastanza morbido, non vi preoccupate, questo perché abbiamo usato il miele. E adesso lo togliamo. Vedete, questo coltello si va a tagliare. Non lo tagliamo quando proprio è completamente raffreddato, altrimenti sarà ancora più difficile. L'odore delle mandorle anche così ricorda molto i mercati siciliani quando ci sono le feste del paese o altra roba. Così vedete, lo tagliamo così. Questi quartini e siamo sicuri che questa roba è una roba sana che abbiamo creato noi e senza conservanti e senza zuccheri aggiunti. Così vedete, si prende questo pezzo e possiamo anche assaggiarlo per vedere la riuscita. Ed è buonissimo. Adesso zoom un po'. Bene. Ancora è caldo, vedete, le mandorle sono perfettamente unite allo zucchero. Provatelo anche voi, buon appetito! Una ricetta unica che trovate solo su Basilico Channel. Provate anche voi il croccante di mandorle alla siciliana, davvero buono. Ci rivediamo qui, ecco ancora un po' da vicino, vediamo quest'ottima realizzazione. Grazie a tutti che seguite le mie ricette, lasciate like se vi è piaciuto, se volete potete pure commentare e scrivere quello che volete. Azionate la campana se no ci perdiamo e ci rivediamo qui su Basilico Channel con tantissime altre ricette. A presto, grazie a tutti e vi ricordo che Basilico Channel è il profumo della buona cucina. Ciao!